Vediamo se c'è per la 4x400 donne. Le prime 5 hanno fatto meglio dell'Atletica Lecco Colombo e sono Cus Trieste 3:44,23. Qui la forte Ax Italia Atletica. Andiamo a presentare queste e poi andremo. Bergamo 59, Orio Center, ossia 5. E queste sono le dominatrici della Coppa Italia. Chiara Mazzoni, Marta Milani, Irene Baldessari, l'ottocentista Raffaella Bohen Lucudo. Attenzione però alla Bracco Atletica, Giulia Alberti, Daniela Tassani, la romana Flavia Battaglia, l'italo-americana Giancarla Trevisano, squalificata per partenza falsa. E attenzione a queste, Cus Pro Patria Milano con Ilaria Burattini, stavolta non c'è Camilla Colombo come Panei, Marta Castelli, Flavia Nasella e Alessia Baldi, Monica Roncalli, Beatrice Cisana, Denise De Santis, Federica Putti per l'Atletica Bergamo 1959 Orio Center. Cus Trieste col tempo da battere 3:44,23, Atletica Sandro Calvesi 3:45,36, Sport Bronico Volksbank 3:45,78, il CAR di Milano 1946 3:47,47, Atletica Malignani Libertas Udine 3:50,02, Osa Saranno Libertas a 4,11. Le prime 5 sono in testa alla classifica, la sesta è la squadra della Lecco Colombo che aveva vinto la prima delle 3 serie. Il fatto che siano in pista 3 gemelle costituisce di fatto un record familiare, perché tu sai meglio di me, forse tu meglio di me puoi spiegare cosa accade. Il carico familiare una cos'è? quarantina d'anni fa. No, cosa accade in staffette altoadesive. Si parlava proprio di Sport Broni con la squadra di Gerd Krepaz, che una di quelle sorelle sposò e una di quelle sorelle si trasferì in Sicilia diventando mamma di una triplista. Esatto, andando a sposare Ninni, Antonino, detto Ninni La Mattia, ciclista maratoneta anche, insomma, corsa lunga, la figlia La Mantia, Simona La Mantia, una delle migliori tripliste anche in Europa negli anni. E quella allora la famiglia squadra era la Mutschlechner, fatta di Monica, Anna, Monica, Elisabeth, mi verrà in mente Cristina, ecco, 4 sorelle e poi altri 400isti con la squadra, 400isti anche con ostacoli, con Ferdi, soprattutto Betty Strobel. Esercito con Irene Baldessari. però 3 gemelle in tutte insieme in una staffetta non si erano mai viste. Irene Baldessari che prova a scappare via, ha fatto una buona finale degli 800, deve combattere con Flavia Battaglia, pardon, e la gemella Troiani Serena reagisce però Irene Baldessari, la bionda è capace di cattiveria agonistica. Serena Troiani per la Cus Pro Patria Milano, per il Cus Pro Patria, per il Cus e la Pro Patria Milano, la società il Cus di Alessandro Castelli, che è stato ottocentista e presidente del comitato regionale. Vanno per il cambio e adesso parte Raffaella Bohen Lucudo. Alessandra Troiani prova a marcare la stretta, è favorita a questo punto la atleta modenese, anche azzurra. Si raccontava della classifica della Coppa Italia: Centro Sportivo Esercito, Carabinieri Bologna, Esercito sede a Roma, poi Bracco Atletica Milano, che è ancora in lizza con i Carabinieri e scavalcherà perché i Carabinieri non hanno la 4x400, poi Atletica Brescia 1950, Fiamme Azzurre, Ax Italia Atletica, Assindustria Sport Padova, Firenze Marathon, Cus Pro Patria Milano e Quercia Trentin Grana Rovereto. Ecco la reazione. Gran finale, ma attenzione che le sorelle Troiani sono terribili dal punto di vista atletico. Va a vincere però l'Esercito, perché Raffaella Lucudo fa valere la sua forza. 3:34,99, ovviamente nettamente migliorato il 3:44,23 del Cus Trieste. E siamo in chiusura. Bel finale allora tra Esercito, che porta a casa anche la Coppa Italia,
con Chiara Mazzoni, Marta Milani.